il rappresentante di lista qua. Ehi. Oggi no, domenica la presentazione di lavoro. Ah, quindi voi siete rappresentanti di lista qua? Il rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle in questa Qua. scuola, la Giovanni 23. No, non lo puoi dire perché siamo in campagna elettorale, non blocco, come si dice? La Giovanni. Non si può dire, vabbè, poi gli metto il bip nel Movimento 5 Stelle. Non si può dire il nome. Quindi ora qua vi state riunendo per verificare, no, per verificare le schede. verificare. Vengono timbrate. Buonasera. Non si preoccupi, elezioni. È che tutti stanno scappando, cosa succede? Mo io mi metti là, sto guardando. Lei pure la seggia. Bene, praticamente stiamo aspettando qua con i ragazzi del Movimento 5 Stelle che ormai è meglio arruffianarceli già sin da prima perché ormai si sa. Quindi e praticamente stanno facendo questa cosa ci sono tutti i vari rappresentanti di lista e si devono verificare le schede là se non sono piegate, bollate, non lo so, cose di politica che poi martedì già le toglieremo tutte queste cose, le toglieranno, perché io sono astemio, diciamo, di politica. E praticamente ora qua si stanno mettendo d'accordo, stanno facendo la scaletta, diciamo, per lo spettacolo che avverrà durante lo spoglio, perché sarà uno spettacolo, perché quando poi leggeranno le schede, a un certo punto talmente ci sarà lo spettacolo che diranno, ma qua c'è un trucco, non può essere, ma invece può essere. Va bene, noi continuiamo, diciamo. Stiamo vedendo di organizzare una diretta con Videogorfo durante lo spoglio, vediamo come è combinato, perché anche lui è candidato, Sergio Petta, ha paura anche lui di vincere, vediamo come vanno i ragazzi. Ci dirigiamo tutti verso, si stanno dividendo le acque, come potete vedere. Praticamente loro devono timbrare ogni scheda elettorale perché ci potrebbe essere pure il codice elettorale di far uscire una scheda timbrata. Nel senso, si timbravano le schede elettorali, ne facevano uscire una già timbrata e si mettevano davanti alle porte delle scuole e diceva voi 50 euro, porta una scheda elettorale già chi da con la timbrasta. E io passo tanto, te non già fermato e quindi facciamo i soldi. Se tu c'è buono, ti diamo una scheda vuota, andiamo a portare timbrata. Certo, però non credo che più ormai si possa. Sì, però ci vuole sempre un Certo, controllo certo. perché la mamma dei cretini No, logico. è sempre partoriente. Quindi, come io non sapevo il discorso della scheda chiusa che si deve consegnare aperta. La scheda si deve consegnare aperta. Non la sapevo. Prima del voto la scheda si deve consegnare aperta. Per questo io dico, facciamo il voto pubblico, no? Cioè proprio pubblico. Tu, come per dire, ci sono i cose che... ci sono i cose, no? Ci sono quelle, cioè, che praticamente come quei fogli appezzati lì, uno arriva, presenta il documento e va a mettere la crocetta lì, pubblicamente, aperto. Tutti guardano, vedono. Telecamere puntate sopra la cosa e così si evitano tutti questi controlli di schede, cose, robe e mazzi. Voto pubblico, quale c'è il problema? Voti 5 Stelle? Ti vergogni? No, e allora vai a votare pubblicamente. Oppure voti Bersani e ti vergogni pure, voti Berlusconi e ti vergogni. Come fai a vergognarti? Come fai? Ti devi sparare. Va bene, a voi la linea studio, che comunque non sta. È accesa, è per fare capire agli occhi indiscreti. Senti, usaccio come può vivere, ma che vuoi, stuta, ci posso fare io, non è che può piacere le persone a tutti, stuta, o se no talite un altro video, c'è un video Totò, c'è messo, che c'è uno con un motorino
o se no tagliata a peppa di pesce, scusa. No, non mi preoccupare, niente si vede, niente si vede, niente si sente, tanto per fare lo spot. Buon lavoro, champagne per tutti martedì, Va bene. Movimento 5 Stelle. Oh, dammi una stampiglia mia. Aspetta, allora, facciamo una cosa. Quando ambicci questo video, un minuto, aspetta. Bene, mettiamo gli occhiali di nuovo per il sole cocente. Per i più curiosoni siamo qua con questo Mirko Scuderi e Sandy Vendura, che poi li verremo a trovare lunedì in diretta qua in azione per il movimento. in azione per il movimento, Garanzia della democrazia. a garanzia della democrazia, dice l'amico Mirko con la K. Milko, aspetta qua. No, Milko. Ah, vero, Milko. Ma perché Milko? Ma perché Milko? Vabbè, sciutando, vabbè.